Una velocissima visita al nuraghe Iso Reședus di Quartu Sant'Elena, che avevamo già visitato qualche anno fa. Dopo circa mezz'ora di cammino arriviamo in località Iso Reședus. Ed eccoci infine in cima al nuraghe. Evitate di farvi sparare dai cacciatori occasionali e potete visitare tranquillamente il monumento. Il nuraghe sembra far parte della categoria dei cosiddetti proto-nuraghi, o meglio ancora nuraghi arcaici. La sua datazione quindi è ascrivibile al passaggio tra il bronzo antico e il bronzo medio, e questo è dovuto anche al tipo di planimetria di forma ellissoidale. La dimensione dei conci utilizzati per il paramento murario è impressionante. Sono massi grandi anche fino a 2 metri. Come si apprezza nel video, vi sono circa 8-9 filari residui di altezza, nulla di eccezionale se paragonato con le murature del vicino nuraghe Diana. Il monumento tuttavia è comunque ragguardevole. La sua planimetria interna peraltro è abbastanza inconsueta, il che lo fa ricadere a pieno titolo in un tipo di nuraghe abbastanza arcaico. Questa è l'unica nicchia visibile ancora nel nuraghe. Come potete vedere, si presenta parzialmente chiusa, con questa volta che va a congiungersi nel cosiddetto modo a schiena d'asino, ancora purtroppo in maniera parziale. Il monumento tuttavia non è nelle migliori condizioni di conservazione. Se ne sconsiglia quindi la visita se da soli o non accompagnati da una guida.